Non ha esitato un attimo e prima di essere aggredito ha preso una mazza da baseball e l'ha appoggiata sul bancone. Tanto è bastato a mettere in fuga il malvivente. Tutto è accaduto questa mattina. Il bandito ha fatto irruzione nella tabaccheria Gasparini in via Garibaldi a San Donà di Piave, armato con un coltello. Voleva i soldi in cassa, ma prima ancora di parlare, a reagire è stato lo stesso titolare che dal bancone ha tirato fuori la mazza. Momenti di terrore e di tensione. Il bandito, con il volto parzialmente travisato, ha scelto bene la strada della fuga, così è indietreggiato, uscendo velocemente dalla porta ed è poi scappato nelle vie adiacenti. Un atto di coraggio del tabaccaio che poteva però avere risvolti ben diversi. Gli esercenti sono ormai esasperati dai continui furti e rapine che il più delle volte mettono in ginocchio le loro attività. Subito dopo la fuga del malvivente, l'uomo ha chiamato immediatamente i carabinieri ed è iniziata la caccia al rapinatore. I militari del nucleo operativo e radiomobile di San Donà hanno iniziato a controllare le strade vicine e poco distante hanno individuato e fermato il bandito. Si tratta di un italiano 39enne del luogo, pregiudicato. L'uomo è stato denunciato in stato di libertà per tentata rapina aggravata e porto abusivo di armi. Le indagini dei carabinieri hanno poi portato alla luce un altro risvolto. Il 39enne sarebbe responsabile di un'altra rapina commessa il 22 gennaio con analoghe modalità ai danni della tabaccheria Tanduo, sempre nel centro cittadino.